Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la politica. È in corso lo spoglio delle schede per le elezioni amministrative di 16 comuni del veneziano. Si hanno già i primi risultati. Ad Annone Veneto eletto Daniele Carotti. A Campo Nogara Antonio Fusato riconfermato. A Ceggia riconferma con terzo mandato per Mirko Marin. A Cinto Caomaggiore Gianluca Falcomer, unico candidato, riconfermato. A Cona rieletto Alessandro Aggio. A Fossalta di Piave eletta Alessandra Sartoretto. A Fossalta di Portogruaro Anna Maria Ambrosio eletta. A Gruaro il nuovo sindaco è Giacomo Gasparotto. A Meulo rieletto Daniele Pavanna. A Teglio Veneto Oscar Cicuto, unico candidato, è stato riconfermato. Spoglio in corso a Concordia Sagittaria Noale, Portogruaro, Scortè, Pinea e Stra. La cronaca. Questa mattina, lunedì 10 giugno, è scoppiato un incendio a bordo di una nave da crociera MSC attraccata a Porto Marghera. L'allarme fumo è scattato alle 6:30 nella zona lavanderia per un piccolo incendio elettrico che è stato subito domato. Fortunatamente non ci sono stati pericoli per i passeggeri e l'equipaggio della nave. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per effettuare controlli approfonditi. La segnalazione dell'incendio è giunta alla sala operativa della Guardia Costiera e la Capitaneria di Porto ha coordinato le operazioni di intervento. Sono ora in corso le indagini per risalire alle cause dell'incendio. E nella mattina del 30 maggio i carabinieri di Chioggia hanno elevato sanzioni amministrative per 2.500 euro circa a un pescatore locale, dopo aver accertato la presenza all'interno del suo garage di circa 500 kg di vongole veraci contenute in numerose ceste prive del prescritto documento di registrazione. Contestualmente sono state inoltre rilevate carenti condizioni igieniche nel locale ove erano stoccati gli alimenti, con conseguente esposizione al rischio di contaminazione degli stessi. Il prodotto ittico del valore commerciale di circa 7.000 euro è stato sequestrato e reimmesso in mare per il ripristino del ciclo vitale. Nel primo quadrimestre di quest'anno gli ispettori ambientali di Veritas hanno effettuato nell'intero territorio comunale di Venezia 11.280 controlli contro l'abbandono dei rifiuti, fornendo ai cittadini anche 74 informazioni su come differenziare correttamente i materiali. Nel corso delle ispezioni sono state elevate 787 contravvenzioni. Le verifiche sono state effettuate anche attraverso telecamere installate nel territorio e di conseguenza gli agenti della Polizia Municipale che guardano materialmente le immagini hanno poi individuato e sanzionato i cittadini che avevano abbandonato rifiuti o i materiali ingombranti. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per essere stati con noi, arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.